Libero di sognare è il titolo del libro che Franco Baresi, capitano del Milan e della Nazionale, vera leggenda di un difensore, ha presentato anche ad Agrigento. E liberi di sognare sono stati i tifosi milanisti e non solo, che all'hotel Acrabello del villaggio Mosè hanno visto dal vivo l'uomo e il campione, che non ha mai smesso di indossare la maglia rossonera. Franco Baresi è la figura storica del Milan, del grande Milan, la squadra di persone menzionate nel libro, ovvero Enrico Sacchi e Silvio Berlusconi. È stata una gioia per i tifosi milanisti che un campione come Franco Baresi lo hanno visto solo in televisione. Tifosi che hanno avuto la possibilità di avere rilasciato un autografo con disponibilità e cortesia, quella che distingue i veri campioni. Per avere consentito tutto questo bisogna ringraziare gli organizzatori Gioacchino Cutaia e Giuseppe Cusumano, presidenti del Milan Club di Agrigento, ai quali non è sfuggito proprio nulla per una mattinata all'insegna della gioia sportiva, con una conferenza stampa che ha preceduto l'evento, coordinata da Domenico Vecchio. Per i prossimi appuntamenti Cutaia e Cusumano annunciano grandi sorprese e altri nomi eccellenti del calcio, ovviamente del mondo Milan. Franco Baresi, che non era mai venuto ad Agrigento, non poteva andare via senza una visita ai templi, accompagnato da un gradevole sole. I tifosi tante volte vanno allo stadio e vengono così, quando si trovano in gruppi approfittano di questa situazione per magari fare cose che non si dovrebbe fare, ma tutto basta. E dare un messaggio ai giovani non è semplice oggi. Però quello che penso io che sia sempre fondamentale è l'aspetto umano. Io credo che l'aspetto umano, il rispetto e l'educazione non devono mai mancare. Abbiamo sempre detto che con rispetto e educazione va in tutto il mondo, puoi dare in tutto il mondo. Quindi, i giocatori in campo hanno una grande responsabilità, chiaro. Però, ripeto, dobbiamo pensarci, tante volte quando siamo presi dall'evento, dalla partita, dalla propria carriera, perché si corre molto velocemente, non ci soffermiamo all'importanza tante volte che siamo visti da milioni e milioni di persone, tanti giovani.